Si riparte alla grande con Roberto Maroni segretario e soprattutto con un bel po' di programmi. Il primo programma è Prima il Nord, il che significa che prima di tutto deve venire il Nord. Il suo vicario sarà un veneto, quindi questo penso che sia già una dimostrazione che il Veneto non sarà il numero 2 ma una parte integrante di tutto il movimento. La Lega non cambia pelle, è una continuità, questo congresso è una continuità, infatti vediamo che gli uomini sono gli stessi e quindi questo è importante. Certo che c'è un ovviamente cambiamento nel segretario che sarà appunto Roberto Maroni, è stato votato all'unanimità, per cui questo è anche un segnale importante. La Lega adesso non è più solo una federazione ma è una confederazione dove le singole nazioni, per noi le chiamiamo così, avranno molta più autonomia nel decidere strategie, alleanze, programmi, perché chi è federalista deve esserlo prima di tutto all'interno del movimento.